Buongiorno. Buongiorno a tutti. Ringrazio la Kublai Film che ci ha donato questo breve spot che ha visto che identifica un po' le nostre attività di Ateneo. Signore e signori, nella vita di un'istituzione particolarmente se antica come quello dell'Ateneo Veneto, vi sono ricorrenze che rivestono un particolare significato simbolico. Vi sono momenti in cui ci si ferma per un istante, si guarda al cammino percorso e a quello ancora da percorrere e si riflette sul futuro che attende la nostra istituzione. Oggi, qui nella Scuola Grande di San Fantin, noi celebriamo uno di questi momenti, forse per noi il più importante, l'avvio di un nuovo anno accademico di attività. Lo facciamo con l'orgoglio della nostra storia, che è racchiusa nel numero che voi vedete proiettato alle mie spalle, il 207. Il numero degli anni accademici che sono stati sin qui svolti. Ma lo facciamo anche con emozione, perché in questa stessa sala grandi personalità del mondo delle scienze, delle lettere e delle arti hanno solennemente ripetuto nel tempo questo rito che sancisce un nuovo anno di civile impegno al servizio della nostra città. Siamo lieti di condividere questo evento con voi, soci e amici del nostro Ateneo. Siamo lieti di condividerlo con Paola Baratta, Presidente della Fondazione Biennale di Venezia, che oggi è il nostro ospite d'onore. Ma siamo anche lieti di farlo alla presenza dei rappresentanti delle nostre istituzioni, il Comune e la Regione. Il Presidente della Regione ci ha inviato una calorosa lettera che sarebbe molto lungo leggervi, ma molto apprezzata, delle autorità militari, delle autorità giudiziarie, dei tantissimi responsabili del mondo della cultura, dell'economia e dell'intera società civile di questa città e del suo entroterra. Vi saluto tutti e vi ringrazio per la vostra presenza. Permettetemi di rivolgere un saluto grato anche al Comitato di Presidenza che mi assiste con passione e impegno nei miei compiti e al personale tutto dell'Ateneo che svolge un lavoro di eccellente qualità al servizio di questa istituzione. Signore e signori, il mondo intorno a noi vive un momento epocale che trasforma nel profondo tutte le dimensioni della nostra vita collettiva. La politica, l'economia, la cultura, perfino il nostro modo di vivere e di concepire il futuro. È un processo che rende più piccolo il mondo perché lo integra in una rete di progressive interconnessioni in tutti i campi dell'agire umano. Un processo che coinvolge anche la nostra città, la nostra regione, il nostro paese e l'Europa tutta, a cui noi siamo irreversibilmente legati. Non dobbiamo né ignorare né temere questa grande trasformazione. Dobbiamo al contrario accettarla con coraggio e trasformarla in un'opportunità per il futuro della nostra istituzione. Accettarla significa sostanzialmente aprire sempre di più l'Ateneo Veneto verso le realtà che ci circondano, siano esse vicine o siano esse lontane. Dobbiamo essere culturalmente aperti al mondo, come lo fu nei secoli migliori la Serenissima, nel XVI e nel XVII secolo, quando Venezia era il luogo più aperto in Europa al confronto artistico e intellettuale. L'estraneità al mondo, il rinchiudersi in se stessi, l'isolamento politico e diplomatico della Repubblica sarebbero arrivati più tardi. Nel corso del Settecento avrebbero portato alla catastrofe di Campoformido quando Venezia si scoprì sola e isolata. La prima apertura da estendere e rafforzare è quella rivolta alla nostra città, ai suoi drammatici problemi attuali e al suo possibile futuro. Lo facciamo mantenendo innanzitutto la memoria storica della venezianità, attraverso i nostri corsi di storia veneta, di storia dell'arte e di storia della sanità, ma anche con corsi del tutto nuovi, come il lunedì dell'architettura, coordinati con successo da Guido Zucconi quest'anno, il fortunato ciclo sulla storia del trasporto nel Veneto e altri. I nostri corsi tradizionali e quelli di nuove istituzioni sono i mattoni su cui noi costruiamo la nostra idea del futuro. In parallelo il nostro impegno è diretto alla diversificazione e al miglioramento qualitativo della nostra offerta, con nuove iniziative che cercano di venire incontro alle aspettative di chi cortesemente ci segue. D'intesa con il Ministero dell'Istruzione e dei Beni e delle Attività Culturali, abbiamo in corso un ciclo di incontri sulla grammatica e il linguaggio nel cinema, destinato ai giovani delle scuole superiori, con ospiti come l'attore Sergio Rubini,
Il regista Claudio Cupellini, uno dei registi della serie Gomorra, è il direttore della Mostra del Cinema Alberto Barbera. È un'iniziativa che ha coinvolto molte decine di giovani studenti del liceo e che è stata realizzata con grande impegno dai nostri cioti Michele Gottardi, Rocco Fiano e Giuseppe Chigi. Abbiamo consolidato, grazie alla, passatemi il termine, alla genialità di Roberto Ellero, che non vedo ma spero sia presente, gli incontri che abbiamo chiamato storytelling, racconti veneziani. Sono delle originali occasioni per far conoscere personaggi e realtà di una città che tuttora vive e vitale, ma di cui si parla troppo poco. Proseguiamo con riscontri molto positivi le nostre aperture la domenica mattina, dedicate a temi di interesse e di attualità, come da ultimo l'incrociarsi della vita di Maria Callas con Venezia, raccontata sullo schermo da Italo Moscati. Aprirsi al mondo significa anche essere parte di tutto quanto avviene di culturalmente e di socialmente importante nella nostra comunità di cittadini. L'Ateneo è presente nel comitato di indirizzo del nuovo Salone Nautico, che avrà luogo all'Arsenale il prossimo giugno e che vedrà lo svolgersi di nostre specifiche attività culturali. E siamo ritornati a collaborare a Incontri di Civiltà, il prestigioso Festival di Letteratura promosso dall'Università di Ca' Foscari, di cui ringrazio il rettore Buglisi qua presente. L'Ateneo sente un dovere etico e civile, ascoltare e dare voce a tutti coloro che nella società hanno idee o proposte sul futuro di Venezia e dei veneziani. Lo abbiamo fatto nei giorni scorsi per chi auspica un nuovo museo cittadino a Rialto, lo abbiamo fatto per chi ha idee sull'utilizzo delle ville Eriot alla Giudecca. Per tutti coloro che ritengono di avere un contributo da offrire alla nostra città in termini di idee o di proposte, o per quelli che desiderano solo trovare ascolto, le porte del nostro Ateneo sono e resteranno sempre aperte. Ascolteremo tutti mantenendo la terzietà e l'imparzialità necessarie a chi vuole svolgere un ruolo così impegnativo. L'Ateneo non scende nell'arena del dibattito politico e civile con posizioni proprie o convinzioni precostituite, perché l'Ateneo vuole essere l'arena stessa in cui queste espressioni si manifestano e si confrontano in piena libertà. La seconda apertura necessaria è quella verso il mondo a noi più vicino, il luogo della storia veneta, l'Adriatico, l'Egeo e il Mediterraneo. Abbiamo firmato accordi di collaborazione con l'Università dello Ionio di Corfù e con la Gennadios Library di Atene, due storiche e prestigiose istituzioni culturali con cui stiamo progettando iniziative comuni sotto forma di incontri, convegni e partecipazione ai programmi europei. Si tratta di un risultato importante, che dobbiamo interamente alla tenacia e all'impegno di due nostri soci, Caterina Carpinato e Bruno Crevato Selvaggi, che ringrazio. Una prima immediata ricaduta concreta di queste intese sarà il viaggio culturale nella Grecia classica per i soci e gli amici dell'Ateneo, che organizzato dalla vicepresidente Caterina Carpinato si svolgerà a partire dal prossimo 29 maggio fino al 3 giugno. Ma siamo all'inizio, dobbiamo guardare ancora più lontano. Nei giorni scorsi l'Ateneo è stato presente a Washington nel quadro delle celebrazioni per l'apertura della mostra su Tintoretto alla National Gallery. In felice collaborazione con la Scuola Grande di San Rocco, sono lieto che sia qui presente il suo guardian grande Franco Posocco, che tra l'altro diventa socio di questa istituzione oggi, abbiamo presentato come prestatori delle opere un progetto di convegno scientifico tintorettiano che è stato finanziato dalla nostra ambasciata e inserito nel programma degli eventi di apertura della grande esposizione americana. È stato un momento, credo, molto positivo per Venezia, che si è presentata all'appuntamento nella capitale statunitense con una presenza qualificata e soprattutto coordinata di sue prestigiose istituzioni culturali, la Fondazione Musei Civici, le Gallerie dell'Accademia, la Scuola Grande di San Rocco, oltre all'Ateneo Veneto, che è stata completata dalla partecipazione istituzionale del suo primo cittadino, il sindaco Luigi Brugnaro. In quell'occasione abbiamo avviato una serie di contatti per individuare un'istituzione americana, un'università, una fondazione che operi nel settore della storia dell'arte, con cui avviare un rapporto di partenariato e di collaborazione. Speriamo che i semi lanciati in questa occasione producano a breve risultati concreti e positivi e che l'Ateneo possa contare presto su di un partner americano. Ma dobbiamo guardare anche a Oriente.
ai grandi paesi con culture millenarie, oggi in crescita impetuosa, che saranno sempre più presenti e attivi nella sfera della cultura mondiale. Avvieremo a breve, attraverso i canali istituzionali, la ricerca di un partner che abbia finalità coerenti con quelle dell'Ateneo nella Repubblica Popolare Cinese. Anche in questo seguiremo la migliore tradizione della Serenissima, che ha sempre guardato a Oriente con curiosità e intelligenza. Mi avvio alla conclusione. Oggi essere è anche comunicare. Abbiamo radicalmente aggiornato il nostro modo pubblico di comunicare e siamo presenti sulle 3 piattaforme informatiche più diffuse, quella generalista, Facebook, quella addetta ai lavori, Twitter, e quella per i giovani, Instagram. I contatti quotidiani che abbiamo per questa via sono molte migliaia. Solo su Facebook sono 6.000. Siamo felici che così tante persone ritengano di seguirci e diamo merito al nostro addetto stampa Silvia Mineto per il lavoro prezioso che ha svolto in questo campo. Fra qualche mese rientrerà in sede, dopo l'esposizione a Washington, il nostro Tintoretto, l'apparizione della Vergine a San Girolamo, restaurato grazie all'aiuto di Save Venice, che ringraziamo ancora una volta. L'Ateneo sta preparando un evento per il ritorno, che include varie manifestazioni e che prevede anche la pubblicazione di un volume ad hoc, coordinato dal nostro conservatore Camillo Tonini, che sarà presto presentato in anteprima a voi soci. Signore e signori, questo e altro faremo nel corso di questo anno accademico. Siamo consapevoli della limitatezza dei nostri mezzi economici, che ci danno un pochi pensieri o preoccupazioni, ma ci sentiamo forti del dovere civile di fornire alla nostra comunità riferimenti culturali e servizi sempre più utili e sempre più in linea con i tempi. Io vi ringrazio per la vostra presenza, vi ringrazio per condividere questa giornata così importante per noi. Grazie. Ora procediamo alla cerimonia con cui presentiamo i nuovi soci. Credo che qualcuno di voi lo sappia, l'Ateneo ha un numero di soci prefissato in 300, oltre ai soci onorari, oltre ai soci residenti. Per il nostro statuto, diciamo, ottocentesco, i soci devono rappresentare chi si distingue quale cultore delle lettere, delle scienze e delle arti e chi, operando nell'industria, nell'agricoltura, nel commercio e in ogni altro campo della vita sociale, contribuisce con il valore del suo impegno e con l'autorità del suo operato al perseguimento degli scopi dell'Ateneo. Ecco, i soci che oggi noi presentiamo, che hanno superato gli adempimenti formali del nostro statuto, hanno tutti, in misura rilevante, tutte queste caratteristiche. Per cui sono lieto di procedere a questa cerimonia. Allora invitiamo sulla pedana per cortesia tutti i nuovi soci che sono stati eletti nell'assemblea del dicembre 2018. Prego. Allora, cominciamo con Maria Rosa Borgia. Ti metti tu là perché Sì. Sì. Fabio Caine. Roberta Camerino. Esther Capuzzo. Francesco Curato. Fabrizio Doria.
Marco Dalla Gassa. Renzo Fogliata. Giovan Battista Gasparini. Chiedo scusa, non è presente, chiedo scusa. Gianmario Guidarelli. Piercesare Ioli Zorattini. Stefano Karajov. Piero Lando. Celestina Pezzola. Paola Placentino. Il già nominato Franco Posocco. Giuseppe Rallo. Adele Rebaudengo. Francesca Ror Vio. Michelangelo Savino. Carlo Schenardi. E Daniela Zamburlin. Se riusciamo a fare una foto tutti insieme, vi potete accorpare un po' e facciamo una foto insieme. Si può fare un nuovo socio solo quando uno poi si dimette o muore o sono sempre 300 soci. 300 soci.